Eccoci qua, siamo con Adriano Maggi del Follonica, giovanissimo. Allora, 3 punti importantissimi, ti tengono attivi in lotta per il quarto posto. La mia domanda è: primo tempo avete un po' faticato, Montebello è rimasto sul pezzo, ci sono stati anche dei momenti chiave in cui non è riuscita a segnare, però ha tenuto aperta la partita. Nel secondo tempo invece avete preso un po' più il controllo del gioco e siete andati sul 4-0, mettendola definitivamente in archivio. Allora sì, intanto buonasera a tutti. Sapevamo di venire qua e che non era una partita affatto facile, infatti è una squadra comunque che lotta per la salvezza, quindi non avendo niente da perdere sapevamo che per noi era una delle partite più difficili e nel primo tempo forse siamo entrati un po', ti direi un po' mosci, poi nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, a macinare e abbiamo visto i risultati, abbiamo iniziato a fare gol e è andato tutto bene. Una domanda allora che esula dalla partita, come mi hai appena detto hai 17 anni, vieni dal vivaio del Follonica, io seguo le giovanili, quindi a 17 anni giocare in Serie A è possibile? Cosa ti senti di dire a tanti ragazzi che hanno 2 o 3 anni meno di te, giocano ancora in categoria come Under 13, Under 15 e sognano di arrivare a traguardi come questo? Beh, sicuramente è un sogno perché per tutti i ragazzi siamo abituati sempre a vedere le partite, no? Quando siamo ragazzetti, quando siamo piccini, a vedere la prima squadra giocare e penso che per tutti sia un sogno arrivare a giocare e spero che questo sia solo un inizio, quindi un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Un consiglio che ti senti di dare a questi ragazzi? Di mettersi tanto impegno, sacrificio e i risultati poi E non mollare mai. E non mollare mai. Allora grazie mille Adriano e in bocca al lupo per il resto del campionato.